Ben ritrovati amici di Diffusion, buon giovedì a tutti. Sono davvero contenta della puntata di Diffusion che vado a presentarvi, quella dedicata agli animali, perché i nostri esperti, i nostri veterinari rispondono a tutte le domande, sono state davvero tante che sono arrivate alla nostra email. Sentite. Grazie Deborah per la linea. Oggi sono qui in studio pronta a rispondere alle domande che ci sono giunte dai nostri amici a casa via mail. Ci tengo a rispondere alla domanda di Stefano da Imola in quanto è molto interessante ed attuale. Stefano ci chiede da che cosa e come può proteggere il suo cane durante la stagione estiva. Durante la stagione estiva, quindi durante la stagione calda, è bene proteggere il cane da due patologie molto importanti, quali la filariosi e la leishmaniosi, entrambe trasmesse da insetti vettori. In primis la filariosi è una patologia sostenuta da un parassita chiamato Dirofilaria immitis, è trasmessa da un soggetto all'altro attraverso la puntura di un artropode vettore, quindi attraverso la puntura di zanzara. Come avviene l'estopatogenesi della patologia? Come potete vedere, è spiegato in questo facile schema, la zanzara tramite un passo di sangue su un animale infetto assume delle microfilarie. All'interno della zanzara queste microfilarie nel giro di 2 settimane e mezzo mutano in uno stadio larvare atto a trasmettere l'infezione. In questo modo, quando la zanzara va poi a pungere un cane sano, gli trasmette la patologia. Nel cane sano le larve permangono inizialmente a livello di cute, dove nel giro dove si moltiplicano e mutano in vari stadi larvali e all'incirca in 100 giorni sono pronte ad essere dei giovani parassiti che possono prendere il circolo ematico e in questo modo migrare e disseminarsi in tutto l'organismo. In particolare le filarie si assestano, quindi si localizzano a livello di arteria polmonare e a livello di lobi polmonari. Inoltre, man mano che i parassiti si riproducono, si portano anche, come è visibile dalla foto, a livello del cuore. I parassiti adulti infatti risiedono, oltre che a livello di polmoni, anche nel cuore, come è possibile vedere dalla foto, dando chiaramente dei problemi organici tali da causare delle problematiche anche nell'animale. Infatti inizialmente la sintomatologia è blanda, quindi abbiamo un animale che può essere stanco, può essere un pochino più affaticato dopo la passeggiata, ma con una sintomatologia che molte volte il proprietario fa fatica quasi a notare. Poi man mano che la carica parassitaria aumenta, i danni vascolari e i danni organici si accrescono e quindi anche la sintomatologia del cane diventa di volta in volta più grave. Infatti la riproduzione dei parassiti crea delle lesioni vascolari che sono alla base di ipertensione. E inoltre i parassiti danno un'ostruzione meccanica a carico del cuore, quindi un sovraccarico del lavoro del cuore che poi porta a un'insufficienza cardiaca. Inoltre i parassiti morti possono anche creare degli emboli a carico del circolo ematico. La sintomatologia quindi si fa più eclatante anche nel cane, con presenza di soffi cardiaci, con presenza di collassi e affaticamento molto molto grave, e tosse. Quindi come possiamo vedere o comunque capire se il nostro cane è infetto o meno? Esistono dei test ELISA rapidi che si fanno sul sangue dell'animale, che nel giro di 10 minuti ci danno un risultato e sono un validissimo screening diagnostico. Questi test li può effettuare tranquillamente il vostro veterinario di fiducia. In caso di positività il cane può essere sottoposto a una terapia, ma è bene eseguire degli esami collaterali quali un RX al torace e anche un'ecocardiografia per capire quali sono i reali danni causati dalla proliferazione del parassita.
E ci tengo inoltre a sottolineare e dare come consiglio il far sottoporre il proprio animale a questo test diagnostico più o meno a marzo, aprile, poiché è un test che rileva il parassita adulto e quindi ci mette, se ad esempio il nostro cane è stato infetto con le ultime zanzare intorno a ottobre-novembre, affinché il test risulti diagnostico e quindi non ci dia come risultato un falso negativo, devono trascorrere 6 o 7 mesi dall'infezione, in modo tale che le microfilarie siano ormai diventate adulte. Per questo io reputo questa stagione primaverile la stagione migliore nella quale effettuare il test. Prima appunto della prevenzione annuale che si fa a partire da aprile, maggio, con i primi caldi. Prevenzione annuale che consiste essenzialmente in due possibilità terapeutiche. Una in delle compresse che il nostro cane può assumere tutti i mesi, sempre lo stesso giorno, quindi ad esempio se la compressa viene data il 1° maggio verrà poi successivamente somministrata al cane il 1° giugno, il 1° luglio, il 1° agosto e via dicendo. E per tutta la stagione in cui il cane può essere sottoposto a delle punture di insetto. Oppure l'altra opzione terapeutica è una puntura che può applicare il vostro veterinario ed è un prodotto a lento rilascio e quindi riesce a dare una valida copertura contro questa infestazione per il vostro animale durante tutta la stagione estiva. Un'altra patologia della quale volevo parlarvi oggi è meno conosciuta della filariosi poiché possiamo considerarla una patologia recente. Come potete vedere dalla cartina è una patologia che fino a qualche anno fa era localizzata nel nostro meridione, poiché non è trasmessa da zanzara ma da flebotomo, quindi dal papataccio. Insetto vettore che tipicamente risiedeva nelle regioni più calde tipiche del nostro sud Italia. Poi con la climatizzazione, col fatto che molti cani vengono adottati dal sud o col fatto che comunque si ha un trasferimento di persone dal sud al nord e viceversa, la patologia oramai si ha anche nelle nostre zone e si sta distribuendo con questa andatura, come si dice, a macchia di leopardo, però si rilevano casi di cani positivi anche nelle nostre aree. Che cos'è la leishmaniosi? La leishmaniosi per appunto si trasmette come la filaria, quindi da animale infetto ad animale sano tramite la puntura di questo papataccio, e dà anch'essa una sintomatologia sistemica. Infatti nel cane infetto il parassita viene assunto da delle cellule che si chiamano mastociti e viene fagocitato da esse e tramite queste cellule viene distribuito in tutto il circolo ematico e dando appunto origine a un'infezione sistemica. Il tempo di incubazione è molto variabile, varia da 1 mese a 7 anni in seguito all'infezione, quindi tramite la puntura del papataccio. E la sintomatologia si considera specifica in quanto è molto varia. Si possono presentare dei noduli intradermici a carico dei maggiori siti di puntura del flebotomo, quindi le orecchie, il muso, il naso. E poi si possono avere altri sintomi cutanei, quali delle alopecie diffuse, quindi perdita di pelo a chiazze con delle aree visibilmente senza pelo. E si può avere epistassi, quindi perdita di sangue dal naso, melena, quindi sangue digerito a carico delle feci, si può avere dimagrimento, atrofia muscolare e anche uveite. Ma soprattutto il danno maggiore che causa la leishmania nella forma viscerale al cane è a carico dei reni, in quanto si crea una glomerulonefrite da immunocomplessi che causa un'insufficienza renale cronica che può aggravarsi fino a portare a morte l'animale. Come per la filariosi esiste un test rapido per lo screening, un test ELISA rapido che si effettua sempre sul sangue e ci può dare un primo risultato su una eventuale positività o negatività del nostro animale.
Se il nostro animale poi dovesse risultare positivo a questo test, è bene fare una titolazione anticorpale per capire qual è la reale entità dell'infestazione. Inoltre sarebbe bene fare anche una stadiazione della patologia e della diffusione dell'infezione, in modo tale da scegliere la terapia più efficace a seconda dello stadio in cui il cane si ritrova. Per quanto riguarda la prevenzione della leishmaniosi, non esistono farmaci che si possono dare per bocca. Esistono però dei prodotti repellenti ad hoc nei confronti del papataccio, che è bene che il cane, che è bene somministrare al cane in genere più o meno da fine aprile, inizio maggio, fin verso ottobre-novembre, a seconda di come va da un anno all'altro la stagione. E questi prodotti sono delle pipettine spot-on che si danno aprendo bene il pelo, quindi si pongono sulla cute. Esistono anche se no dei collari, e ultimamente dall'anno scorso è uscito in commercio una vaccinazione per leishmaniosi. È una vaccinazione che richiede 3 vaccini a distanza di 20 giorni e si è visto che grazie a questo vaccino si può diminuire la sensibilità dell'infezione fino a un 70%, però non ci sono ancora studi scientifici riguardo all'efficacia di questo vaccino. E non solo il cane deve essere protetto da delle patologie estive, diciamo tipiche della bella stagione, trasmesse da degli artropodi vettori, ma anche il coniglio. Il coniglio, sia il coniglio d'allevamento sia chiaramente il coniglio nano come nuovo animale da compagnia. Una patologia tipica del coniglio trasmessa dalla puntura di zanzara si chiama mixomatosi. È una patologia sostenuta da un pox virus che si trasmette non solo attraverso la puntura di zanzara, ma anche per contatto diretto tra soggetti infetti. È una patologia molto brutta che dà delle infiammazioni e dell'edema inizialmente a carico delle palpebre del coniglio e poi dà delle lesioni sempre come tumefazione e come edema a carico dei genitali, a carico del muso, soprattutto nella zona delle labbra, nella zona del naso, e a carico dei padiglioni auricolari. E nelle fasi più gravi poi il coniglio arriva a essere veramente molto depresso, apatico, a mangiare poco e avere delle lesioni anche a carico delle zampe. E che cosa possiamo fare per proteggere il nostro coniglietto da compagnia da questa patologia? E consiglio di proteggere non solo i coniglietti che hanno accesso all'esterno, ma anche i conigli che stanno comunque in casa. Si possono utilizzare dei prodotti chiaramente repellenti per quanto riguarda la puntura della zanzara, ma esiste anche una vaccinazione che permette di prevenire appunto questa infezione. Una vaccinazione che può eseguire il proprio veterinario di fiducia e deve essere eseguita durante la stagione estiva una volta ogni 4 mesi. Per quanto riguarda il gatto, anch'esso presenta una patologia trasmessa da vettore. Come nel cane mi sto riferendo alla filariosi. Non l'ho trattata immediatamente in quanto non ha la stessa importanza che nella specie canina, poiché nel gatto le filarie impiegano veramente molto più tempo a riprodursi. Inoltre si è visto da studi scientifici che in numero minore arrivano allo stadio adulto, quindi chiaramente i problemi che danno sono nettamente minori e inoltre la maggior parte delle microfilarie iniettate dalla zanzara al gatto fanno fatica a mutare in degli stadi larvali tali da dare infezione. Importante invece per il gatto, ma anche per il cane, è, come chiaramente avrete fatto probabilmente per tutto l'inverno, è anche durante la stagione estiva proteggere l'animale dalle ectoroparasitosi sostenute da pulci e da zecche. Perché oltre a dare chiaramente fastidio all'animale con pruriti conseguenti con grattamenti, autotraumatismi, quindi alopecia, perdita di pelo, formazione di croste, formazione di erosioni date dall'eccessivo grattamento, oltre a queste problematiche
le zecche possono anche comportare la trasmissione di patologie molto gravi. Sono delle patologie infettive, ad esempio quali la babesia, l'emobartonella, la ricchessiosi, sono tutte patologie trasmesse dalla puntura della zecca. E sono delle patologie sostenute da dei parassiti che si riproducono a carico delle mazze, quindi a carico dei globuli rossi, dando e causando una tipica anemia emolitica. Quindi praticamente loro distruggono i globuli rossi e quindi provocano un'anemia molto grave nel soggetto, con chiaramente abbattimento, stanchezza, ma non solo, col proseguire dell'infestazione e dell'infezione si possono creare anche dei deficit d'organo a carico di fegato e di reni. Invece per quanto riguarda le pulci, ci sono dei soggetti che risultano intolleranti, quindi allergici alla saliva della pulce. In questi soggetti si può sviluppare la cosiddetta DAP, cioè allergia al morso della pulce. È più di una pulicosi, cioè il cane risulta veramente molto infastidito, quindi il prurito è eccessivo, l'animale passa tutto il giorno a grattarsi e nei casi più gravi può dare anche delle reazioni anafilattiche anche eventualmente gravi. Ci tengo anche a rispondere alla domanda di Giulia da Bologna, in quanto è molto in apprensione per il suo gatto di 10 anni, avendo rilevato ultimamente che fa un pochino fatica a mangiare e soprattutto che ha delle gengive che tendono a sanguinare. Allora, lei, la ragazza, inoltre ci pone il suo dubbio se sottoporlo o meno a una detartrasi, quindi a una pulizia dei denti, in quanto la metodica necessita di un'anestesia generale. Ci tengo a dire che molti proprietari sono restii a sottoporre il proprio animale anziano a una pulizia dei denti o altri piccoli interventi perché affrontano negativamente l'idea di dover sottoporre l'animale ad un'anestesia. Ma innanzitutto le anestesie che si fanno al giorno d'oggi sono molto sicure e poi è chiaro, il gatto non è più giovanissimo, abbiamo 10 anni, però se preventivamente viene sottoposto a un esame del sangue dove si controlla che lo stato organico sia a posto, sia nella norma, direi che il suo gatto può sostenere l'anestesia senza alcun tipo di problema. Anzi, io ritengo che sia molto importante effettuare la pulizia dei denti di questo gatto, perché è un gatto di 10 anni, quindi non più giovane ma neanche troppo anziano, ed è un gatto che già a 10 anni accusa un dolore alla masticazione. Infatti la ragazza dice che vede che fa delle facce strane il gatto quando mangia e inoltre ha anche notato un sanguinamento delle gengive. Credo che sia il momento adesso quello di sottoporre il gatto a detartrasi, in quanto magari ci si può ritrovare con un gatto di 14-15 anni che può avere altri tipi di problemi, quindi può avere difficoltà a mangiare o essere inappetente per altri problemi che si possono essere creati nel corso del tempo, e per di più si ritrova anche ad avere male in bocca, e sicuramente è un fattore che non aiuta il quadro in un gatto anziano. Quindi secondo me verso i 7, 8, 9, 10 anni, a seconda dello stato della bocca del proprio animale, è bene sottoporre detartrasi. È una pratica che in medicina veterinaria viene attuata allo stesso modo che in umana, cioè l'animale chiaramente viene sedato e dà in anestesia generale, in quanto abbiamo bisogno della sua collaborazione. Viene fatto in una prima fase manualmente, quindi con degli attrezzi manuali, in una seconda fase tramite l'ablatore per il tartaro, che è lo stesso strumento che utilizza il nostro dentista, in modo tale da andare a ripulire anche il tartaro sotto gengiva. È chiaro che poi sarà compito del veterinario di fiducia valutare se è il caso o se sia il caso o meno di togliere qualche dentino perché magari cariato o perché tende ad avere un movimento maggiore rispetto a quello dovuto, ecco.
Se non si fa una pulizia dei denti, quello che si può fare al proprio animale non è tanto, perché la placca e il tartaro, una volta formati, possono essere eliminati soltanto tramite detartrase. Si possono però utilizzare dei gel gengivali a base di clorexidina che servono a sfiammare le gengive, e in commercio esistono, a parte ormai i famosi ossi o comunque premietti da dare per mantenere più puliti i denti, esistono anche delle polveri o delle paste che possono essere aggiunte all'alimentazione e prevengono, comunque rallentano l'accumulo della placca e del tartaro, e inoltre favoriscono anche, comunque tendono a contrastare la litosi dell'animale. Comunque ci tengo a dire che tutto quello che voi potete trovare in commercio, come queste polveri, come le ossa che comprate nei negozi per animali, che tendono a prevenire l'accumulo della placca e del tartaro, non sono chiaramente efficaci come una detartrasi, è chiaro, soprattutto quando si ha già ormai un accumulo di tartaro veramente massivo. Quindi consiglio alla Giulia di sottoporre il suo animale alla detartrasi senza troppa preoccupazione. Rimango sempre a vostra disposizione per ulteriori domande ed ulteriori chiarimenti, e ora ripasso la linea a Debola dallo studio. E allora, avete visto? Se avete altre domande da fare ai nostri esperti, potete mandare un'email a programmi@di-tv.net. Per oggi è tutto, questo giovedì sera è finito, ma io vi do appuntamento a domani. Domani venerdì andiamo tutti a ballare.